antisti in questi giorni stiamo dicendo caldo esagerato, maltempo. Ora in questi, diciamo, ieri e oggi c'è stato un casino in tutta Italia, ragazzi, però parliamoci chiaro, questo non sono ondate di caldo africano oppure, che ne so, maltempo perché arriva, causa. Parliamoci chiaro, anche io faccio video sul meteo, quindi anche io faccio sempre video sul meteo di tutta Italia, in Europa. Quindi ragazzi, questi non è maltempo e non è caldo record, come diciamo. Questi sono segni del cambiamento climatico che è in atto. Quindi non dobbiamo parlare di maltempo oppure di intensa ondata africana. Questi sono chiaramente cambiamenti climatici, quindi non ci giriamo tanto intorno perché lo sapevamo già da tanti anni che potevamo andare incontro a cambiamenti climatici che portavano queste cose. Come ben sapete, io a Roma sono volati i tetti, ad Arezzo le strade allegate, è successo di tutto tra ieri e oggi, quindi un casino ovunque, Toscana, Roma, tetti che volano. Poi in Brasile c'è stata quell'onda Nopal che ha travolto tutti i turisti che stavano sulla spiaggia. Diciamo che in tutto il mondo, a parte pure l'Italia, a Parigi 43 gradi,6 si è battuto il record, quindi questo non è maltempo oppure un caldo normale. Questi sono i segni più chiaro cambiamento climatico, quindi non ci giriamo intorno a dire che l'estate è stata più calda quest'anno oppure in inverno è giusto che faccia così perché siamo in inverno, quando poi ragazzi è chiaro che qua si passa da pioggia, grandine, trombe d'aria, arriva di tutto oramai, non si capisce più nulla, quindi diciamo che purtroppo i cambiamenti climatici stanno già in atto, questo è il problema. Ora sono ancora contenuti, nel senso che ogni tanto succedono queste cose. Quando mai prima si è visto che volavano tetti e queste cose qua, ragazzi? Mai. Oppure che un'onda senza nessun motivo ti arrivava addosso come è successo in Brasile. Quindi ragazzi, non è maltempo, non è ondata di caldo, ma è cambiamento climatico. Anche io sono uno che faccio video, ma la maggior parte dei miei video è sul meteo, quindi lo so, però riflettiamo un po' tutti questi giorni che maltempo, ondate, caldo, pioggia, grandine, grandine in Argentina, grandine come palle tennis, una cosa spaventosa, cioè non so cose normali, ragazzi. I chicchi di grandine che fanno i buchi nelle auto, dai, è un po' assurdo la situazione, quindi non diciamo che è maltempo oppure queste cose così, perché non è così. Comunque ragazzi, ancora il maltempo sta continuando, ora dico che scende a sud, anche se a Salerno ragazzi, per la verità qua non è mai arrivato. Stamattina un po' di vento ci stava, ho fatto pure una diretta, però ragazzi di pioggia qua nemmeno l'ombra, zero, e fa caldo lo stesso. Quindi perlomeno a sud qua a Salerno non è arrivato, se è arrivato massimo a Roma, ma non credo né a Napoli né qua a Salerno, quindi forse arriverà più tardi, non lo so, per il momento no. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, anzi un buon pomeriggio oramai, ci facciamo un caffè e continuiamo con la giornata. Ciao a tutti.